C'è stato un periodo in cui il Veneto si svuotava. Interi paesi, case chiuse, stalle vuote, campi abbandonati. La gente spariva davvero. Fine Ottocento. Tra Treviso, Vicenza e Belluno, migliaia di famiglie vendevano tutto per partire verso il Brasile o l'Argentina. Non per diventare ricchi, per mangiare. Molti avevano solo polenta e acqua per giorni. Le malattie giravano ovunque, la pellagra, il colera, la fame. E allora arrivavano gli agenti delle compagnie navali. Promettevano terra, case, una vita nuova. Così intere famiglie lasciavano il Veneto, senza sapere se sarebbero mai tornate. Un mese di viaggio in nave, stipati come bestiame, e una volta arrivati, foreste, fango, insetti. Ma i veneti facevano quello che hanno sempre fatto. Lavoravano, costruivano paesi chiamati Nova Treviso, Nova Vicenza, Nova Bassano, e continuavano a parlare veneto dall'altra parte del mondo. La cosa più malinconica però è un'altra. Molti partivano pensando «appena riesco torno», ma non tornavano quasi mai. E ancora oggi, in Brasile o Argentina, ci sono famiglie che conservano fotografie sbiadite, di persone nate in Veneto che non hanno più rivisto casa.